Viaggio tra i premiati, sempre Venezia, siamo sempre qui lungo il Canal Grande e naturalmente abbiamo un nuovo prodotto. Un prodotto, io prima sentivo quando lei esponeva questo, diceva quest'anno ne verrà fuori poco perché abbiamo avuto la grandinata, 2 anni fa non l'abbiamo fatto perché non è... Dico, questa è veramente per pochi. Sì, è veramente per pochi, ma... Certo, parliamo di cosa? Torchiato di Fregona, Pieradolza, un passito dell'Alta Trevigiana nei comuni di Vittorio Veneto, vicino a Vittorio Veneto, tra Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore. Unico passito di 3 uve, tutte e 3 autoctone obbligatorie, e questo fa un appassimento. L'uva viene messa sulle cassettine, sui graticci come una volta, viene fatto da passire per 7 mesi, perciò resta fino ad aprile. 3 torchiature? 3 torchiature, dopo per estrarre tutto il succo, il nettare che rimane, perché è una resa va dal 15 al 20%, perciò bisogna sfruttare tutto. Quindi veramente noi siamo stati tra i pochi oggi a degustare, Manuela, questo nettare, si può dire a questo punto, no? E cos'altro possiamo aggiungere? Cioè un prodotto come questo veramente di nicchia, direi, no? Sì, ha sicuramente un passito a tiratura limitata, limitatissima, quasi una rarità direi in Veneto. E infatti non è in realtà conosciuto da tutti ma dai più esperti, io ho notato questa cosa. Quindi bisogna divulgare la conoscenza di questo passito meraviglioso che, come dicevamo prima, è ottenuto da uve proprio tipiche del Trevigiano. Abbiamo la glera, col prosecco, il prosecco si fa con la glera, no? Bene, la glera serve anche per fare il torchiato di Fregona insieme al verdiso e alla boschera. Qua con noi abbiamo il degustatore che si è occupato oggi di condurre la degustazione di questo vino, che è Paolo Cavasin, è il referente per la delegazione di Belluno per la guida, ma non a caso, perché in fondo il territorio di Belluno è confinante con questa denominazione, perché ci troviamo nei colli di Conegliano, ma in un punto specifico dei colli di Conegliano. Ci troviamo nei pressi appunto del Cansiglio, che non a caso una volta tra l'altro era anche chiamato Bosco dell'Alpago, quindi voglio dire eravamo proprio area bellunese tipica, insomma. Esatto, quindi siccome siamo proprio vicini di casa mi hanno affidato il compito di essere ambasciatore di questo prodotto. Mi hanno affidato un bel compito. Sicuramente è un bel compito, perché come giustamente ricordavo anche durante la degustazione, insomma questo è un po' il vino delle feste, e siccome noi siamo un po' giustamente anche portatori un po' di queste piacevolezze gustative, ok? Ricordiamo anche con un certo effetto le cose dolci, che sono quelle che ci ricordano un po' più quando eravamo piccoli, no? Certo. Le caramelle piuttosto che i bonbon e quant'altro. In questo caso un vino dolce come quello del Torchiato immediatamente lo associamo, come abbiamo fatto prima, appunto anche ai dolci delle feste, no? Ai panettoni piuttosto che al pandoro o alle altre occasioni di gioia e di piacere, perché ovviamente i passiti sono vini che si ricollegano un po' a questa piacevolissima esperienza gustativa che è il dolce, che è lo zucchero, e in questo caso sostenuta anche da una piacevolissima freschezza che ci fa un po' presagire che l'annata 2013 che abbiamo degustato, sicuramente se ne conserviamo qualche bottiglia, fra qualche anno ci regalerà qualche emozione in più. Bene, quindi con questo dolce siamo in tema di feste, quindi fra poco apriremo i nostri panettoni, i nostri pandoro, anzi continuate a seguirci perché avremo delle novità proprio su questo tema dei panettoni e dei pandoro, e naturalmente vediamo di accaparrarci una delle poche bottiglie di Torchiato di Fregona. Andate a scoprire dove ci sono, e soprattutto un Torchiato di Fregona in qualche modo di un'azienda che è stata premiata. È stata premiata, ma anche un'azienda che è un'unione di 7 piccole aziende, di 7 soci, sono messi assieme appunto per mantenere in vita questo prodotto che andava scomparendo e per riuscire a divulgarlo e farlo conoscere ancora di più nel territorio. Benissimo, quindi mi raccomando, andate a scoprire il Torchiato di Fregona.